Non solo un furto, ma anche e soprattutto un atto deplorevole, perché la vittima è un anziano di 80 anni, disabile in seguito a un ictus, una persona fragile e indifesa, il bersaglio preferito dai malviventi, stavolta un vicino di casa che ha sottratto all'uomo l'energia elettrica facendogli schizzare in alto le bollette. Aveva fatto tutto a regola d'arte Mohamed Taufik, 31enne incensurato marocchino che vive nello stesso condominio dell'80enne a Rossano Veneto e non pagava da tempo le tariffe, tanto da essere moroso. Di qui il piano, una serie di blitz nella zona dei contatori dello stabile, la scelta dell'inquilino più debole e l'allacciamento fraudolento. Il nordafricano è riuscito a camuffare il sistema illegale che gli altri residenti non hanno notato e ha potuto così usufruire dell'energia elettrica del vicino. Finché una delle persone che assistono l'80enne non si è insospettita delle cifre anomale della bolletta, importi troppo alti per il fabbisogno dell'anziano. È scattata così la segnalazione ai carabinieri di Rosà e il sopralluogo è bastato per capire tutto, un modus operandi che i militari hanno già visto molte volte. Il 31enne è stato arrestato, per l'80enne invece la fine di un incubo.